Dove sei un... Oh, guardalo là, Arlecchì, vieni qua. C'è un tocco che vi cerco, dove sei? Ho bisogno di un'incombessa da voi. Stasera vorrei andare a Reduto e non ho nessuno che mi accompagna. Vorrei che vi immascaressi e che venissi con me. E poi andare per i fatti vostri. E non lese conversazione per voi. Via, destrigheve. Vola sa fuori anche un tabaro, un cappello, una bauta, un zendà. Via, oh, e mi raccomando, lo sarei con me arreduto, nome menzonè, non dise il mio nome mai, mi raccomando. Ande, destrigheve. Onde bestia d'un servo, andevi a far squartar. Sto Arlecchin qua, più che lo tratto mal, e più il me vien brio. E non mi costa un besso. Questo è un utiletto che venera buono. Ma sapevo quante che n'è che fa immascarare il servo e il facchin perché non la ga nessun per andare a Reduto. Ve ne tante così, anche perché così smaschera nessuno lo riconosce e col gaffinio di far la compagnia lo se manda per i fatti suoi. Sì, farò così, me lo porterò drio e prima di andare andrò a trovare signora Tonina, quella petassa. Chissà che non trova anche signora Giulia, la moglie di signor Boldo, quella che va dicendo in giro. Sì, e ne dirave quattro se la vedesse qua davanti. E là, che dirì, i vostri mariti, vien da me, signor Boldo per i numeri dall'otto e signor Todaro Parbessi, mipo dei vostri mariti, non so cosa farvene. Matte, zelose, inspiritae, ma sapete perché sei zelose? Perché sei brutte, ma brutte, Maria Vergine. Ma mipo... Una volta che aveva il morbin, adesso non ho più quello che aveva una volta. So vedova, penso a far besi e penso a vivere onoratamente. Perché, sapete come che dice il proverbio? Che passa gli anni, passa la bellezza, ma tutto che seco che si besi. Una povera donna si espressa, ma quando la ghenà che se fa i vessi, che sia per interesse o per amore, si accetta tutto e si consola il cuore.